Alan Ray ha segnato 30 punti nella vittoria della PUGSA contro Roseto. Alan, this is the second win in the row. Third, yeah, it's important, really. See. Now is a good moment for the team. We are very focused. We are playing good defense, and this is great for us now. We just want to keep going up with the momentum. You know, it's a great time for us. Abbiamo chiesto a Dana l'importanza di questa seconda vittoria consecutiva in casa, la terza, mettendoci vicino anche la vittoria contro Recanati. Dice una vittoria molto importante, una vittoria anche di squadra. What about the personal game against Smith? I don't think it was a personal game. I was more focused on having the team win, but Smith is a very good player. He's a very good scorer. But I'm just happy that we was able to win the game. You know, that was most important for me. Abbiamo chiesto a Dana l'importanza della sfida nella sfida contro Smith di Roseto. Dice Smith è un grande giocatore, però l'importante era vincere e noi ce l'abbiamo fatta. Alan, do you need the playoff right now? Right now, you know, if we keep winning games, yes, the playoffs is definitely possible. But for right now, we have to focus on the next game and win the next game and then win the game after. You know, we can't think ahead, you know. But right now, we're in a good place. Thank you, Alan. Prego. Ringraziamo Alan, gli abbiamo chiesto se abbiamo chiesto ad Alan se adesso la PUGSA pensa al playoff. Lui dice di sì, perché adesso bisogna vincere partita dopo partita per cercare di arrivare nelle prime 8. Adesso si può parlare tranquillamente in italiano con il presidente Pedone. Partiamo innanzitutto dai 2400 e passa spettatori arrivati questa sera a Cividale. Francamente non ce lo saremmo mai aspettati. No, in una giornata così, diciamo, da divano, sotto una pioggia scrosciante, è stato veramente bello, e soprattutto oltre che 2500 erano 2500 spettatori caldissimi. Forse è stata una delle giornate più calde in assoluto, anche perché la ferita dello scippo di Roseto era ancora aperta e finalmente abbiamo saldato i conti, ribaltando anche la differenza canestri, che era fondamentale in chiave playoff. Salvi? Definitivamente? Ancora un paio di vittorie e lo potremmo dire con certezza, anche perché ho visto che hanno vinto un po' tutti. Roseto e Iesi è andata a vincere a Treviso, quindi è un campionato maledettamente equilibrato. Io credo che però noi stiamo dimostrando che abbiamo messo la mentalità giusta, è una mentalità di squadra. Alan Ray, che all'inizio sembrava un po' fuori contesto, è qui ancora a firmare autografi ai bambini. È un bel momento per la squadra, che sente l'affetto di tutta la nostra città, quindi bene così. Si va quieti domenica prossima con la testa sempre verso l'insù? Sì, adesso cominciamo ad alzare un po' il naso, se la sfortuna ci molla. Abbiamo avuto 2 mesi che sembravamo un ospedale ambulante più che una squadra di pallacanestro. Ma non hai fatto convenzione con la mutua tu? Sì, veramente, era una cosa impressionante. Io sinceramente a un certo punto avevamo fuori 6 decimi di squadra, per cui bravo Lino a fare le nozze con i fichi secchi, a essere riuscito anche a mantenere la classifica. Adesso tornano Castelli, torna Vannuzzo, Fal viene presentato la prossima settimana e ci darà ulteriore forza sotto plancia. Zacchetti oggi ha dimostrato di esserci e di poter dire ancora la sua, e soprattutto, a parte Alan che sappiamo, ma un mio personale complimenti al ragazzo che viene dopo di me, ad Andrea Traini, che oggi ha dimostrato di che pasta è fatto. Complimenti ad Andrea, che ha tenuto benissimo la marcatura su Smith, è una regia favolosa, spistando palloni a destra e manca. Se lui gioca così diventa difficile per chiunque batterci. Grazie Presidente Pedone. Grazie a tutti. Vediamo se arriva Andrea Traini. No, arriva Coach Lardo, mentre saluta in diretta Ettore Micalic, papà di Davide. Coach, eccoci, siamo sempre in diretta su Dinesi TV, sorriso stampato sulle labbra. È una vittoria costruita di squadra, ma anche preparata molto bene sotto profilo tecnico-tattico. No, bene, chiaramente era una partita per noi, lo sappiamo, l'importanza di questa partita, cioè confermare la vittoria di domenica scorsa con Forlì, sopportare ancora delle problematiche fisiche. Sapete che Pinton si è rotto il dito, perciò insomma, però sono contento perché la squadra cresce, perché malgrado questi problemi
abbiamo preparato bene la partita come hai detto te, di fronte a un Smith che chiaramente a volte è immarcabile, ma credo che l'abbiamo limitato molto, l'abbiamo fatto stancare. C'è da dire che anche a loro gli mancava Fulz, un giocatore importante, ma credo che questa veramente sia forse una delle migliori partite di squadra perché tutti hanno messo il loro mattoncino. Abbiamo anche applaudito il ritorno di Castelli finalmente, anche Vannuzzo sarà pronto dalla prossima. Credo ci sono tante cose chiaramente che ci fanno sorridere, ma soprattutto la vittoria e 2 punti in classifica. Dovrai un po' riequilibrare gli equilibri, scusa il gioco di parole, visto anche il rientro di Vanuzzo, oppure no? Oggi Castelli è rientrato su parquet, nessuno si è accorto di eventuali contraccolpi negativi, anzi. No, beh, siamo contenti, sappiamo bene l'importanza di Ricky per noi. Forse appunto non so se aveva tutti questi minuti, ma è stato straordinario dopo quasi 2 mesi che era fuori. Ma gli equilibri, sai, quando un giocatore come Ferrari che oggi ha fatto quasi tutti i ruoli, perché ha mancato il playmaker, ha fatto tutti i ruoli, perciò ci possiamo aggiustare, anzi deve diventare sicuramente un nostro punto di forza, di nuovo avere il roster lungo e poter sicuramente contare su tutti. È logico, adesso siamo un attimo in difficoltà con i piccoli perché sia Alan che Traini non sono al meglio. Alan ha avuto... Meno male. Sì, no, veramente Alan ha giocato anche lui in precarie condizioni, Zacchetti in ripresa, insomma, però insomma, abbiamo sempre detto che non ci piangiamo addosso, vogliamo essere bravi a sopportare magari le avversità, ma oggi si è visto una bella pallacanestro, secondo me, soprattutto dal punto di vista difensivo mi è piaciuta molto. Grazie coach Lardo. Arriva in diretta Andrea Traini e poi sarà la volta di Davide Miklic. Eccoci. Andre, allora, innanzitutto ti diciamo che te lo meriti tutta questa serata. Beh, diciamo, sì, ce la meritiamo un po' tutti, però io in particolare, visto un po' il periodo e tutto, sì, diciamo che non sono stato benissimo, ero un po' giù e quindi diciamo una bella soddisfazione personale che mi tolgo, al di là del risultato di squadra che è andato bene per fortuna così. Lo abbiamo detto perché sei sempre rimasto con la testa all'interno della squadra, comunque sempre concentrato e ti sei sempre sbattuto anche in allenamento, noi che ti vediamo quasi ogni giorno nell'arco della settimana. Questa vittoria cancella la sconfitta dell'andata, avete anche ribaltato il quoziente canestri, si può guardare magari verso l'8° posto? No, secondo me dobbiamo guardare verso l'8° posto, l'ho sempre detto, siamo una squadra attrezzata sicuramente per fare i playoff. E quindi sicuramente dobbiamo guardare all'8° posto, magari sperando in qualche risultato negativo anche gli altri, magari riuscire a strappare qualche punto in classifica in più, diciamo scavallare qualcuno, quindi sì, dai. Quella tripla dall'angolo, la schedere 24 dovevi tirarla, ti è andata dentro, però quando ti sei alzato da 8 metri dal nulla, dalla guardia, cosa hai provato? Diciamo, fiducia. Da quella all'angolo è stato culo, diciamo, perché l'ho un po' lanciata, perché mancava pochissimo. La seconda me la sentivo perché avevo messo quell'altra e quindi sì, me la sentivo e niente, ho provato un po' una liberazione, quindi è stato, diciamo, oh, finalmente, quindi questo è quello che ho provato. Comprensibile, grazie Andrea. Grazie a voi, grazie Max. Chiusura con Davide Miklic, al volo arriva Valerio Amoroso. Buonasera Valerio Amoroso, che hai disputato una partita dall'alto della tua tecnica ottima. La nostra domanda è questa, ma vai a Forlì oppure no? No, resto a Roseto, sto benissimo a Roseto. Mi trovo molto bene, sono vicino a casa, mi trovo bene con la squadra, con i ragazzi. Erano le voci che si succedevano negli ultimi giorni. Detto ciò, una sconfitta che brucia da parte vostra oppure no? Vabbè, noi non siamo una squadra lunga e senza Robert Fulz, che è l'unico nostro playmaker, facciamo ancora fatica, ancora più fatica, è normale, quindi sapevamo che per vincere qua dovevamo fare qualcosa in più e verso la fine, quando siamo arrivati addirittura a -4, ci abbiamo sperato. Poi Udine non segnava da 2 o 3 minuti, l'unico canestro che è uscito è stato un miracolo di Traini quando queste cose ti spezzano le gambe. Poi l'altra bomba sempre Traini che aveva preso fiducia sai, sono momenti,
puoi vincerla o perderla, se non entrava quella partita può darsi che l'inerzia era la parte nostra e la finiva in un'altra maniera. In bocca al lupo per il proseguio. Grazie, in bocca al lupo non si dice crepi il lupo. Ringraziamo Valerio Amoroso, arriva Davide Michalic. Allora Dus, Ciao Marco. in settimana avevi detto anche a David Zanirato, sempre di Udinese TV, per una volta teniamo la testa in su, e hai avuto ragione. Sai, ormai che capisco di questo gioco e che capisco di questa squadra, l'ho vista allenarsi benissimo. In settimana ho visto Alan Ray completamente ormai calato nella nostra realtà e oggi si è visto in campo, ha fatto una schiacciata in contropiede, è venuto giù il palazzo e siamo riusciti a ribaltare la differenza canestri nella serata più tragica al tiro della stagione di Steno Coia, che ha giocato una buona partita ma non ha fatto mai canestro. Quindi questo gruppo sta crescendo e sono veramente felice per Andrea Traini, un ragazzo di grande talento che ha sofferto tantissimo e che oggi ha sfoderato una super prestazione. E credo che si sia meritato tutti i complimenti e si sia meritato assolutamente la nostra fiducia. Io gli auguro di continuare a definire la stagione, ma credo che il suo campionato sia iniziato quest'oggi. Noi in settimana ne abbiamo parlato. Quindi resta Udine? Ma sì, noi abbiamo parlato in settimana, lui gli abbiamo chiesto cosa volesse fare, sai che ti dico sempre la verità. Lui ha detto voglio stare qua, datemi un'altra opportunità, io vi dimostrerò che voglio fare bene qui. Oggi lui ha dimostrato sul campo che ama Udine e alla fine sai, lo sport parla sempre il campo. E lui oggi sul campo ha dato una grande risposta, ha difeso alla grandissima, ha giocato con cuore, ha fatto i canestri della vittoria e quindi assolutamente Andrea Traini rimane con noi. Castelli è rientrato, ha giocato bene Ferrari, ha giocato bene Diop, hanno giocato bene tutti. Di Moro Pintone abbiamo già parlato, che ha avuto un problemino all'indice della mano sinistra. Chi è stato però secondo te il migliore? Il pubblico di Cividale. Impressionante il calore che abbiamo creato in questi mesi, io sono quasi commosso. Quando tutto il pubblico ha cominciato a scandire il nome della squadra, città. All'americana durante la presentazione. Durante la partita, tutto il pubblico in piedi. Cioè, tu prova a pensare quando ero in Serie C a Cusignaco, Max, e quasi pagavamo il biglietto per entrare. Guarda che roba, io ti dico, migliore in campo, palazzetto di Cividale, la nostra tifoseria, la nostra città, che si dimostra all'altezza di questo grande spettacolo. Oggi li abbiamo ripagati con una bella prestazione, abbiamo vinto 2 partite in una, perché abbiamo ribaltato anche la differenza canestri e siamo a 20 punti, Chieti ha perso. Domenica prossima possiamo chiudere i conti, se vinciamo a Chieti chiuso il discorso salvezza. Non sei già salvo stasera? No, vinciamo a Chieti domenica, siamo salvi e poi veramente facciamo una volata per andare ai playoff, ma vivendola easy, senza stress, divertendoci come stasera. I giocatori si sono divertiti, io godo a vedere divertirsi Alan Ray, per me questo è un talento cristallino, il giocatore più forte che ho visto giocare in vita mia nell'allenamento e adesso comincia a farlo vedere in partita con continuità. Sono felicissimo che Alan si stia inserendo e oggi scelgo lui come MVP oltre al pubblico perché insomma rappresenta il mutamento di una squadra, di un gruppo che è diventato squadra. Grazie Davide, dacci cosa? La dedica? Assolutamente sì, la dedica va tutta per Anina che mi guarda a casa. Ciao amore, un bacione, così questa settimana mi parli non sarebbe da con me. Sei la più bella bambina del mondo, grazie e sempre alle Udin. Ciao ragazzi. Da Cividale è tutto, la linea allo studio. La Delser batte Ferrara e pensa, tra virgolette, forse in grande, nel senso che era una partita difficile, una partita temuta, giustamente per il valore anche della squadra di Ferrara, che peraltro era sopra pulse di 8 alla fine dei 2 primi quarti. Poi abbiamo visto molto più concentrazione, molto più volontà in campo e alla fine, anche con rimbalzi da sotto, secondi tiri presi, volontà di andare a canestro, appunto, la Delser. Tu ce l'avete fatta? Ma io volo basso, per cui questa era una partita estremamente difficile perché loro ultimamente stavano giocando bene e soprattutto stavano difendendo bene, come hanno dimostrato i primi 2 quarti. Gli ultimi 2 quarti noi diciamo che tutto quanto è partito da una difesa un po' particolare che ha pagato. Sicuramente io direi che tutte quante, anche quelle che hanno fatto qualche errore da sotto, hanno lavorato bene in difesa e ci hanno dato. Chiaramente 47 punti vi hanno segnato, quindi questo vuol dire esattamente che avete lavorato bene in difesa. Sì, io dico che forse noi abbiamo segnato più del normale, però diciamo che noi siamo dai 55-60, per cui abbiamo fatto la nostra partita. Diciamo che in difesa abbiamo fatto un po' di differenza anche rispetto alle altre partite.
Continuo a dire io volo basso anche perché contro squadre, diciamo, teoricamente più attrezzate di noi paghiamo ancora un po' con l'inesperienza, soprattutto quando giochiamo con le ragazze giovani dentro, che comunque stanno crescendo, stanno facendo abbastanza bene, devono acquistare un po' più di sicurezza, ma direi che per il momento possiamo essere contenti. Sicuramente adesso abbiamo ancora una partita estremamente difficile che è Vicenza, dopodiché dobbiamo pensare a ogni partita che possiamo portarci a casa. Però direi che a questo punto cerchiamo di migliorare, a parte i risultati che fa sempre bene vincere, però di migliorare. Il sorriso ti si stampa appunto sul volto, una vittoria costruita poco a poco, ma grazie anche al gruppo, direi, no Manca? Sì, oggi più di qualcuno ha fatto una buona partita, di squadra abbiamo giocato abbastanza bene, ovviamente ci sono tante cose da mettere a posto, ci sono ancora qualche errore, però l'importante è averla portata a casa e aver raggiunto la classifica alta. E in più è bello perché questa partita era ovviamente una rivalsa nei confronti della partita dell'andata, che contro Ferrara l'avevamo proprio buttata via nel finale, quindi siamo felici anche per quello. Diciamo che c'è un po' più di maturità in voi rispetto alla prima parte del campionato. Beh, sicuramente la partita contro Ferrara l'andata era una partita a inizio campionato dove venivamo comunque da sì una vittoria contro Palermo, però delle sconfitte comunque pesanti, quindi ovviamente sicuramente alcuni meccanismi si sono messi a posto e altri devono ancora essere messi a posto. La tua prova anche a livello di punteggio personale non è andata male, quindi 15 punti mi pare che... Non ho idea. Sì, ma io sono contenta per recuperare un pallone, per fare una difesa, spero di riuscire sempre a fare qualcosa per la squadra, poi se questo aiuta a vincere ancora meglio. Bene. Chi segue le partite appunto sulla nostra televisione sente anche che dietro c'è l'incitamento ed è un valore aggiunto della Dels, che oggi ha giocato bene, anche se si è trovato in difficoltà nel primo quarto, poi dopo con la spinta e con la maturità della squadra, la spinta dei supporter, appunto abbiamo vinto, insomma. Beh, diciamo che i nostri supporter sono veramente affezionati alla squadra e il capo dei nostri ultras, se così si può dire, che sono pacatissimi, Ermando Mattia, è fantastico e riesce a coinvolgere sicuramente tutto il pubblico. Portano le bandiere, portano i tamburi. Pubblico sicuramente oggi un ottimo pubblico e un grande incitamento. Non mi è piaciuta la squadra nei primi 20 minuti, è stata superba nei secondi 20 minuti perché ha fatto sicuramente sua la partita con merito e oltretutto abbiamo anche ribaltato il risultato dell'andata. Diciamo che è stata una partita palindroma di quella che c'è stata l'andata. Noi all'andata siamo stati per tutta la partita avanti e negli ultimi 3 minuti siamo andati sotto, in questa invece siamo stati sotto quasi tutta la partita. Dal terzo quarto abbiamo schiacciato l'acceleratore e il sorpasso sui tiri liberi della Carlotta Raini sono stati fondamentali. Ottimo, sono molto contento. Rimane che la classifica adesso la potete vedere dalla parte alta. Ma senza allora, fare voli pindarici? Ci manca ancora una partita per la matematica salvezza, che è il nostro obiettivo, perché oggi come oggi comunque abbiamo 8 partite di vantaggio sulla penultima e comunque ci manca una partita perché ce ne sono ancora 9 da giocare e Palermo le gioca tutte e 9, non fa riposo come noi. Però possiamo dopo incominciare a guardare a 2 cose fondamentali. Uno, e lo avete visto anche oggi, la crescita delle giovani. Noi dobbiamo e stiamo facendo giocare le giovani. Peraltro, cosa molto bella, siamo riusciti questa settimana a tesserare una ragazza croata del 2000, Josipa Ivas, che oggi ha giocato e ha giocato molto bene con la Serie C a Trieste e finalmente siamo riusciti dopo mesi a chiudere una importante acquisizione di una giocatrice che farà parlare di sé secondo me in futuro. Ma il nostro futuro sono le nostre giocatrici, il nostro vivaio e le nostre giovani e oggi mi è piaciuto comunque quello che hanno fatto e il risultato che abbiamo ottenuto. A Ferrara c'è un dolce buonissimo che è il pan papato, però qui si dice il pan per focaccia, che non è il pan papato ma è la focaccia che vi hanno dato loro, perché all'andata avete vinto voi e qui si è ribaltata la situazione.
Che cosa è successo negli ultimi 2 quarti? Avete la partita, non dico in mano, ma quasi. È semplicemente che abbiamo smesso di essere una squadra, abbiamo cercato situazioni individuali, abbiamo bisticciato fra di noi cose che non ci appartengono e questo è stato, non è stato di buon aiuto per le situazioni offensive e le situazioni difensive. Abbiamo subito molto, abbiamo subito 34 punti dove il primo quarto ne avevo subiti 27, abbiamo concesso tutto quello che Udine sa fare, quindi il tiro da fuori, le penetrazioni, i rimbalzi. Abbiamo subito tantissimi rimbalzi perché nessuno lottava, perché abbiamo smesso di essere squadra. Rimane il fatto che anche la loro difesa sia un attimino più chiusa sulle vostre giocatrici, però diamo una sottolineatura anche alla difesa della Delse, però. No. Ma o è più, secondo lei è più... Ritengo che sia un errore nostro. Un errore nostro, non per presunzione, però ritengo che sia un errore nostro perché non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Poi, ripeto, noi eravamo reduci da una pausa per fortuna perché eravamo malati in 8, abbiamo fatto allenamento male la settimana precedente e questa settimana. Siamo allenati giovedì e venerdì al completo, è arrivata la Iva, è arrivata giovedì perché prima stava male, quindi ecco, abbiamo lottato nelle difficoltà. Non avevamo fiato, il primo tempo abbiamo giocato la nostra pallacanestro, nel secondo abbiamo subito la pallacanestro di Udine. Capitano Deborah Vincenzotti, vedete soddisfatta grazie anche a tutta la prestazione della squadra, insomma, anche se è iniziata non benissimo questa partita, avete forse un po' sottovalutata o no? No. O presunzione? No, assolutamente né una né l'altra, perché anzi contro di loro avevamo perso di 7 gli ultimi minuti, quindi no. Ti dirò, venivamo da 3 settimane un po' così. Questa settimana abbiamo parlato, ci siamo riunite. Solo che i primi minuti sono sempre un po' di tensione, poi dopo abbiamo capito che la squadra c'era, che fisicamente c'eravamo. È uscito il gioco di squadra anche. Gioco di squadra, sì, abbiamo giocato bene, insomma si sono divertiti, il pubblico mi ha detto che è stata una bella partita. Sì, quindi... senza dubbio, anche perché avete giocato oltre bene che difesa, no? Direi forse la chiave è quella. Sì, abbiamo gli ultimi 2 quarti, poi hanno segnato molto poco, abbiamo fatto un parziale penso di 34-16, quindi vuol dire che la squadra era unita, che voleva vincere, che abbiamo messo il fisico, quello che le prime 2 quarti non siamo riusciti a mettere. Insomma. Con anche in fase offensiva e anche con secondi tiri, che non sono niente male. Che sono d'oro, assolutamente, sì, anche la nostra straniera, gli ultimi 2 quarti diciamo che è venuta fuori e è riuscita a segnare in faccia alla loro ragazza, se non mi ricordo il numero, di Nenene, che comunque era bella tosta, i primi 2 quarti ci aveva fatto un bel mazzo, invece dopo siamo venute fuori noi. Adesso con cosa c'è? Vicenza davanti? Adesso sì, abbiamo Vicenza davanti, vabbè c'è Bologna ancora davanti, però insomma noi se giochiamo così possiamo giocarcela con tutte, sì. Complimenti. Grazie, ciao.